Va ora in onda Casa Stipancic. E cos'è sta roba? Bon, va bene. Basta che cominci, però. Ah, non sei finito ancora? E allora? Eccoci allora, Brian. Come c'è? Tutto bene? Ecco, bravo, risposta esatta. Ah beh, solo quella. Ma sì, Bon, dai, l'importante è che staghi bene. Ah, sì, chi sta meglio di lui? Mancassi altro, ancora che non gli vegni qualche magagna adesso. No dai, lascia stare. Che dopo è colpa nostra, no? Beh, è chiaro, e dopo chi li sente i genitori? Sì, beh, ma Marino e Samantha non è che si arrabbiano per così poco. Ah no? Tu dici? Sì, Non so, sai. beh, se non mi credi, domandigli a Brian. Ah, vero, Brian, come sono mamma e papà? Si arrabbiano facile di solito? Ma no, come no? Ecco, hai visto? I muli non sono mica così crodiche come che pensi tu. No, beh, solo pensavo. Sì, boh. E a proposito, Ciano, ti ricordi che ti contavo di Nicolas, il piccolo, il nipote di Bruna e Stelio? Sì, mi ricordo. E cosa? Oggi ho visto di nuovo Bruna e mi ha contato di cosa che gli combina. Sai che robe? No, è ovvio, non posso sapere. Una roba, Ciano, che non ti dico, ora. E allora mi dici o no? Ma sì, dai, fai conto che ha ingrumato le cagoglie dal giardino e le ha messe nella piadina della salata. Porca madre, che scherzetti, Ara. Sì, ma non solo questo, sai? Ah no? E cos'altro? Una roba si sconde ogni 2x3 per tutti i cantoni del quartiere e dopo sai cosa mi ha contato Bruna? E cosa? Che praticamente quando che il nonno Stelio si butta sul divano a ciappare una mezz'oretta così dopo magnato, Nicolas va là e gli fa i griccioli sui piedi. Ah, sul serio? Sì. Ma, Marisa, scusa un attimo, vieni di là un salto? Sì, Ciano, arrivo. Dimmi, cosa c'è, Ciano? No, beh, ascolta, ma cosa ha detto che sto piccio che fa Stelio? I riccioli, cosa era? Ma no, i griccioli, Ciano, i griccioli. Ah, e cosa sarebbe sta roba? I grizzoli, solo per tagliare. Ma come? I grizzoli? Come si dice i griccioli? Sì, Ciano, dai, non è difficile. Ah no, beh, ti ha fatto scole, chiaro, torniamo di là, dai. Eccoci, Brian, scusa, sai? Sì, scusa, buono, io adesso andrò di là a farmi un spavino. Buono. Sì, però, Brian, non ci appare esempio da Nicolas e venire a farmi griccioli, giusto Marisa? Sì, bravo, Ciano, giusto. Brian, non gli fai i griccioli a nonno, no? I cosa? Già finito? E come? Ma mi volevo andare avanti, scusa. Ah, è buona. Ciao, che avrò fatto anche scole, ma non capisco ste robe.